Benvenuti tifosi della Napolitana. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale così potrete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del nostro club del preferito. Forza Napoli sempre! Il difensore del Napoli, Juan Jesus, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna. Di seguito le loro dichiarazioni. Sei contento di non aver cambiato la distanza dall'Inter? Ovviamente giocare a Bologna è difficile. La Lazio ha subito 5 gol qui e il campionato italiano li prepara bene. Abbiamo sofferto molto nel secondo tempo. Siamo contenti del pareggio, anche per come è andata la partita perché nel primo tempo abbiamo giocato come noi e il risultato è giusto. Ci siamo e proveremo fino alla fine ad attaccare la vetta. Cosa pensi del programma che, secondo loro, sarà per la difesa da ora in poi? Penso che sia molto più difficile giocare contro squadre a rischio retrocessione perché sono preparate ad affrontare certe partite. Oggi, però, non abbiamo guardato il calendario. Il nostro obiettivo resta quello di restare primi, non lo nego. Siamo indietro di 3 punti e pensiamo subito all'Empoli in casa per fare i 3 punti. Anche oggi il Napoli ha faticato nel secondo tempo, perdendo spesso terreno. Che cosa sta accadendo? Nel primo tempo abbiamo creato e avuto diverse occasioni per fare 2 o 3 gol e loro non hanno segnato. Dobbiamo imparare a sfruttare al meglio le nostre occasioni per chiudere le partite. Poi nel secondo tempo il Bologna ha cambiato pressione. Se hai visto, sono passati a 3, Orsolini su Olivera e Ndoye su Di Lorenzo e non abbiamo avuto più spazio. Ci hanno preso in un modo diverso e devi cambiare il modo di uscire. E abbiamo perso un po' di misura. Un pareggio qui, invece, è come se fosse una vittoria. 10 palloni toccati in area e loro ne avevano 7 nel primo tempo. Nel secondo tempo ne avevi 4 e loro 24. Come spieghi questa disparità? Quanti tiri in porta hanno fatto nel primo tempo? Diamo i fatti. Ma ok, il Bologna è molto forte. Non ha un nome come la Juventus o il Milan che hanno una grande storia, ma sta facendo un campionato assurdo. Sono forti. Abbiamo fatto una grande partita e questo è il calcio. Hanno anche segnato 5 gol contro la Lazio che gioca bene. Sono un avversario da rispettare. Perché questo calo nella seconda metà? Non c'è sicuramente un solo motivo, ma dobbiamo considerare più aspetti. Nelle ultime 2 partite abbiamo affrontato 2 squadre importanti, Milan e Bologna, che hanno giocato in Champions League. A Bologna tutte le squadre hanno dovuto soffrire. Giocavamo contro una squadra che merita rispetto, su un campo difficile. Stavamo facendo bene. Il punto di oggi ci permette di mantenere il nostro sogno e di distanziarci di un altro punto da chi ci segue. Ricordatevi che la zona Champions era il nostro obiettivo. Quindi è un punto positivo. Detto questo, dobbiamo migliorare la nostra mentalità. Dobbiamo guardare oltre. La nostra caratteristica principale che ci ha portato dove siamo è il gioco. Giocare come nel secondo tempo non è nella nostra natura. Cerchiamo di continuare a giocare come nel primo tempo perché quella è la nostra caratteristica. Sugli infortunati, MC Tominay è un po' ferito perché ha preso 2 colpi nella stessa azione. Quello alla coscia è forte. Questa settimana dobbiamo lavorare per farlo tornare. Meret ha avuto l'influenza per più di 24 ore. Siamo contenti della prestazione di Scuffet. Buongiorno. Anche noi dobbiamo lavorare durante la settimana per farlo tornare, ma siamo contenti anche della prestazione di Juan Jesus. Siamo contenti di avere giocatori che rispondono bene quando sono chiamati in causa. Non so di Anguissa, ho visto che stava parlando con i dottori, ma ho dovuto preparare la conferenza e non gliel'ho chiesto. Un calo nei tiri potrebbe essere un problema mentale. È quello che intendevo prima. Contro Atalanta, Juve e Inter abbiamo aumentato l'intensità nel secondo tempo. Abbiamo continuato a pressare. Nell'ultimo tempo, forse perché ci avviciniamo al punto delicato del campionato e un errore è difficile da recuperare, forse ci pesava. È la spinta in più che dobbiamo dare, per alzare il livello sapendo che nel secondo tempo dobbiamo anche giocare e tenere alta l'intensità. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa al Dallara dopo la partita contro il Napoli, terminata 1-1. Di seguito le sue dichiarazioni. Cosa dice questo tipo di prestazione della tua squadra? Mi ha detto che stiamo andando bene e che abbiamo fatto un'altra prestazione contro una squadra molto forte. Non mi importava della squadra nemmeno nel primo tempo. Abbiamo dato palla a Lukaku, cosa che può succedere.
Nel secondo tempo, poi, mi è piaciuta molto la squadra. Abbiamo fatto pochissimi errori e abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. Un grande applauso a tutti. Questa è stata la prima di una serie di partite molto difficili. 17 punti conquistati in situazioni sfavorevoli, che danno senso a questa squadra. Come stanno oggi i giocatori assenti? Chi li ha sostituiti ha fatto bene e questo conferma ancora una volta che la squadra è forte. Ferguson ha avuto un problema al quadricipite prima della partita e non volevamo correre rischi. Aibisker è stato convocato poco prima dell'inizio della partita e ha fatto una grande prestazione. È stato uno dei migliori. Penso che Skorupski si sia fatto male quando abbiamo subito il gol. Spero non sia niente di grave. Per il resto stiamo bene. Abbiamo la forza di correre per 90 minuti e più e dobbiamo giocare fino alla fine. L'atteggiamento della squadra è bellissimo. Sono tanti i tifosi che affermano che questo Bologna è il migliore in assoluto. Lo senti? Sono parole bellissime. Sento un grande entusiasmo, una grande euforia e lo hanno dimostrato i 2000 tifosi venuti a Casteldebole. Oggi, sull'1-1, tutti ci spingevano ancora per vincere la partita. C'è stata una grande partecipazione da parte di tutto lo stadio per ogni pallone. Questi tifosi meritano questa maglia sudata, le corse, le scivolate. Con questo atteggiamento li avremo sempre dalla nostra parte. Li ringrazio. Riguardo al loro pensiero, posso solo dire che da qui sono passati grandi campioni e sono stati vinti grandi trofei. Come hai trovato quell'ampiezza nel secondo tempo, fattore che ha messo in difficoltà il Napoli? Chi ritieni sia il favorito tra Napoli e Inter? Alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi che dovevamo essere forti per tenere il Napoli nella loro metà campo e poi provare a crossare con Miranda, Olm, Cambiaghi. Oggi l'esplosione, data la grande densità interna, ci ha dato grandi risultati. Napoli e Inter sono due grandi squadre e lo stanno dimostrando. Vedremo alla fine perché sarà dura per tutti. Freuler, tra pochi giorni compirà 33 anni, ma quanti anni ha dal punto di vista sportivo? Anche oggi è cresciuto incredibilmente. Freuler ha un'età in cui può ancora andare in bici. È un ragazzo fantastico che si riprende in fretta dalla fatica e ha un grande dinamismo. È una ragazza che ti trascina, un leader. Complimenti a lui oggi, ma complimenti a tutti. Se le prestazioni dei singoli migliorano, anche quelle della squadra migliorano sempre. Cosa ne pensate, tifoso del Napoli? Ti è piaciuta la partita della squadra? Voglio sapere la vostra opinione nei commenti. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!